Incontro fra i due presidenti della Repubblica Giorgio Napolitano e della Regione Luca Zaia, orgogliosamente trevigiano doc, il governatore del Veneto, ma estimatore di quest'angolo di nord-est anche il capo dello Stato, a giudicare da una delle pochissime battute che ha concesso ai cronisti nella sua seconda e ultima giornata a Venezia. Gustoso il siparietto che li ha visti protagonisti, l'uno accanto all'altro, a proposito della fortuna di stare in Veneto. Fortunati ad essere Veneto e ad essere Venezia. Visto? Questo non lo dicono poi, questo è il problema. Non lo dicono questo. Zaia la prende tutta per sé, insomma. Sorrisi che svelano una reciproca simpatia sul piano personale, al di là delle cordiali relazioni sotto il profilo istituzionale. Prima della visita alla Biennale d'Arte, Napolitano e Zaia hanno avuto un colloquio, nel corso del quale hanno affrontato i temi caldi anche dell'attualità trevigiana, dalla crisi dell'economia alla sanità che innova. Mi ha fatto piacere che abbia voluto da subito parlarmi e complimentarsi del fatto che noi siamo l'unica regione che apre gli ospedali di notte, lunedì, mercoledì, sabato e la domenica. Informatissimo peraltro su tutta l'operazione. Rispetto alla gravità della congiuntura c'è la comune preoccupazione di venirne fuori, si sono detti i due presidenti, e durante il dialogo Zaia avrebbe ribadito a Napolitano le esigenze di una Marca e di un Veneto che pagano 18 miliardi di tasse all'anno, soldi che potrebbero essere trattenuti sul territorio se Roma applicasse i cosiddetti costi standard. Il Presidente ha ben chiare i punti di forza e di debolezza un po' di tutte le comunità nazionali. Certo è che poi quando tu guardi i dati vedi che un pasto in ospedale in Veneto costa 6,5 €, in qualche regione in giro per l'Italia viene a costare 60-80 €, capisci che lì bisogna agire e non inventare nuove tasse.